Ben ritrovati tutti all'Ippodromo del Savio per questa 24esima giornata di corse. Prima corsa premio Faenza dedicata a femmine di 2 anni con poca esperienza. Leggiamo il campo dei partenti. Numero 1 è Nora Citrus, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. Il numero 2 Locusta FI con Lorenzo Baldi. Numero 3 Latina Jet, Karin Berry. 4 Lilibet Coin, Roberto Vecchione. 5 Leila Trio, Giuseppe De Filippis. 6 Lawrence Rob Griff, Lorenzo Talpo Junior. A chiudere la prima fila, seconda fila composta da Leggenda Alberto Garruto e dall'Otto Luna BFC con Vincenzo Luongo. La macchina stacca e Locusta FI scatta bene davanti a tutto e si difende subito alla corda. Arrivano al suo esterno Latina Jet e poi anche Lilibet Con, che però recede subito ad eventuali velleità di cercare posizioni più avanzate. È partita al giusto Nora Citrus, che si è messa in terza posizione alla corda e in questo momento anticipa Lilibet Con per quella che è la terza posizione alla corda. 14,9 per la leader Locusta FI, che ha preso saldo con il comando ed è seguita dal numero 3 di Latina Jet, rimasta per linee esterne Lilibet Con, mentre segue in terza posizione alla corda Nora Citrus. Poi in quinta posizione abbiamo Lawrence Rob Griff, seguita da Luna BFC. 400 metri, 33. Si va sul piede dell'1,16, un po' scarso, con sempre la leader Locusta FI che detta le sue condizioni, ma tiene comunque un'andatura anche abbastanza svelta. 600 metri, 45,9. C'è un po' di strappo tra la prima posizione e la terza, l'unica che segue abbastanza da vicino è Latina Jet, la compagnia dell'evento. Sbaglia Nora Citrus improvvisamente. Arriviamo agli 800 metri in un minuto appena abbondante. Nora Citrus Nora Citrus, mentre prosegue la sua corsa Locusta FI con Lorenzo Baldi, sempre seguita da Latina Jet. Le due hanno un paio di lunghezze di vantaggio. Arriviamo al chilometro passato in 1,16 con un 33 di parziale degli ultimi 400 metri. Sembra visivamente accelerare un po' Locusta FI, sempre seguita da vicino dalla Latina Jet, mentre invece da dietro incomincia a muoversi Lawrence Rob Griff, che però ha un po' di terreno da recuperare. Entriamo negli ultimi 400 metri, c'è stato un 14,9 per la retta delle scuderie. Sembra in assoluto controllo Locusta FI con Lorenzo Baldi, sempre seguita da Latina Jet, ed entrano così in retta d'arrivo dopo un 15,3 della curva. Sembra assolutamente in controllo Locusta FI con Lorenzo Baldi, gli si avvicina Latina Jet. Locusta FI e Latina Jet se la giocano e arrivano vicinissime sul palo, ma difende qualcosa Locusta FI. Il terzo posto è per il numero 6 Lawrence Rob Griff, 1,16 per vincere questa prima corsa per l'allieva di Lorenzo Baldi, la scuderia, i colori del signor Righetti, per questa femmina di 2 anni di Orajawan che si aggiudica questa prima corsa riservata appunto a femmine di 2 anni.